Tipicità gastronomiche e attrattive culturali. Questa è Montagnana e raccontarla è una scoperta continua. In epoca romana il borgo era noto come Motta Aeniana, una piccola collina circondata dalle acque dell'Adige. Con il disfacimento dell'impero e la disastrosa rotta della Cucca, Montagnana e il suo territorio patirono devastazione e abbandono. Solo con il dominio di Ezzelino da Romano prima e la luce dell'epoca carrarese poi nacque la città fortificata che tutti conosciamo. Oggi la sua splendida cinta di mura, completata a metà del 300, è tra le meglio conservate in Europa. Un vero gioiello del territorio padovano che però non è fermo al suo passato, ma continua a rinnovare la sua offerta con tantissimi eventi. Calici sotto le mura, il palio dei 10 comuni, villeggiando, prosciutto veneto DOP in festa. Sono solo gli appuntamenti più noti che annualmente Montagnana propone. Un vero traino per l'economia. Nel 2022 la cittadina ha richiamato circa 350.000 persone e il 2023 si prospetta un altro anno di grandi soddisfazioni. Ad accompagnare la piena ripresa delle attività, l'intervento del PNRR, 200.000 euro per la messa in sicurezza dell'Arena Martinelli Pertile, teatro all'aperto di Montagnana. Con l'aggiornamento dell'impianto elettrico, della regia e del palco, l'arena passerà dagli attuali 200 posti ai futuri 500, consentendo manifestazioni più grandi. Si parte con lo stage internazionale di danza classica, dal 30 giugno al 2 luglio. Storia, eventi, gastronomia, un borgo vivace Montagnana da conoscere e sostenere. Dobbiamo proprio cercare Montagnana e la Bassa di portare avanti tutte quelle potenzialità che ci sono. Abbiamo un ottimo prosciutto, abbiamo delle ottime cantine e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che la nostra agricoltura è un'agricoltura DOP, dalla patata al radicchio a tanti altri prodotti.